Giorno 28! Ed eccoci ancora una volta con il grandissimo Nazario. Sono un po' preoccupato perché effettivamente lui cammina un sacco e non si ferma mai a riposare. Tra l'altro oggi percorreremo il sentiero del viandante che segue la costa del lago di Como ed è piena di scalini, ci sono un sacco di salite. Nazario mi ha convinto a finire burro di arachidi e miele perché mi stavo portando un sacco di peso in vetro, inutilmente. Giunti a Bellano siamo passati davanti al suo orrido, una bellissima forra. L'ingresso costa 5 euro e il percorso dura circa 700 metri. È molto carino. Infine arriviamo a Gittana, dove troviamo un posto perfetto per passare la notte.